Già andiamo sullo sterrato. Ragazzi, mi avete chiesto in tantissimi di provarla e non potevo non portarvi un test ride sul canale. Qui abbiamo un bellissimo Tenere 700 edizione rally, paracoppa, qualcosina in carbonio, ed esce con... Madonna, resta troppo dritta questa moto. Ed esce con questo fantastico scarico Agrapovic. E anche se l'habitat naturale di questa è in enduro, e vi prometto che ve la porterò un'uscita in enduro con un fantastico Tenere, adesso andiamo a fare due pinne e testiamola per strada. La prima cosa che voglio fare è girarla qui cattiva. Oh, subito si gira, slitta tantissimo. Madonna, quanto slitta! Scula un casino, scula sullo sterrato. Ok, dai, abbiamo già capito, i rapporti sono un po' più lunghi rispetto alla 07. Giustamente abbiamo tutto il peso davanti, quindi dobbiamo sfrizionarla un po' in più per alzarla. Il CP2 è sempre il CP2, riesce a darti un casino di soddisfazione sempre, sempre pronto a qualsiasi situazione. Cosa vuoi di più? Madonna ragazzi, questa è perfetta per Napoli, non si sente una buca, che divertimento, madonna mia, che bello, micidiale. Allora mi sento che posso scalare le montagne con questa cosa. Ti devo mettere proprio a candela, a candela, a candela. Ho capito. Comunque ragazzi, per quanto è morbida questa moto, cioè veramente secondo me è perfetta per fare sicuramente non quell'off-road super estremo, ma se si è bravi può fare tranquillamente anche un enduro bello spinto. Ti devo dire la verità, però benissimo, super divertente. Ma questa secondo me per fare enduro, per fare enduro questa è la moto perfetta. Ti mettici i 10. Ma il gas lo tenete, il gas? Vabbè, fateci la benzina, ci faccio la benzina adesso, poi dopo ce lo metto il gas. Fate 10, pure 20 se ci entrano. Fate il pieno, vedete quanto ci entra. E che cos'è la scoteca? Con lo scarico il cambio si sente. Io ho provato la 09 nuova di un mio amico, tutta originale, non si sente proprio qua. Cioè, è soddisfacente, questa è soddisfacente. Grazie mille. No, io devo riuscire ad alzare sta cosa, non è possibile che se ci metto la terza si abbassa. E ragazzi, ce l'ho a candela, ho dovuto premere il freno perché sennò me la lanciavo. E vai! Ci abbiamo messo anche la quarta! Vai! Ecco come impennare un Tenere. Seconda, candelone, subito la terza dentro e giochi con la terza. No, la quarta la devo buttare prima, perché se non ce la metto prima si abbassa. Meglio magari metterci una quarta prima, subito dopo la terza. Qui ci sono le ragazze della notte, però loro sono del giorno. Sicuramente il CP2 dove lavora meglio è sull'MT-07 rispetto all'R7, rispetto al Tenere, sicuramente dove lavora meglio, perché è nato per quella moto. Però qui ha tanto ma tanto sia ai bassi che agli alti, cioè molto sprintosa ai bassi perché ha forza, però, cioè nel senso, allora il motore di questa è lo stesso dell'MT-07, però si sente che l'hanno reso più forte, ma di terza non si alza, possibile mai? Di terza no, però si stava alzando, quindi mo la faccio salire un casino di frizione e me la alzo di terza. Sì, ok, quindi devo dare la botta, me la metto a 60 all'ora di terza. È pesante però, cazzarola. Vabbè no, vai di seconda. E abbiamo fatto seconda, terza e quarta. Si impinna con una facilità assurda. Bella moto veramente. Forse il 21 all'anteriore non la rende tanto adatta alla strada, ma il suo animo è endurista. E infatti ragazzi, ormai la Yamaha non produce più mezzi da enduro. L'YZ, i vari 125, 250, 450 sono fuori produzione dal catalogo Yamaha. L'unico mezzo da enduro è questo qui, Tenere 700, l'edizione rally, l'edizione normale. Tutti i mezzi da enduro principalmente adesso li sta producendo Fantic, sempre con i blocchi Minarelli. Però il 21 per impennare è comodissimo.
perché già sei a metà dell'opera. No, comunque ragazzi, veramente questa moto è da provare un po' nello sterrato. Adesso un paio di accelerate di là nello sterrato li vado a fare, se Alessandro me lo concede. Vediamo un po' anche sta curva come si comporta, che questa è la curva che diciamo sia molto giù. No, non mi sento sicuro col 21 e con il semitastellato a fare le curve molto ma molto spinto. Mentre invece qui diventa il suo habitat naturale, vedete? Esci dai fossi impennando. No, mi stavo facendo anche la curva, Comunque ragazzi, seconda e terza si mantiene, una bellezza, non sta mai giù questa moto. Sì! Impegniamo tutto, impegniamo. Comunque è bellissima. Ma poi si sentono le sospensioni migliori. Ho provato quella base, è un'altra storia. Ed è anche meglio come l'hai abbassata, che l'hai abbassata un po'. È più agile, è più agile. È molto più agile. Calcola, non sono abituato a guidare col 21, quindi mi spaventa un poco. No, il feeling è agilissimo, è divertentissimo. Dico, nelle curve veloci, sai, quando tu la curva 120 all'ora non mi fido. Una sigaretta, tu va a barriare. Mamma mia, che goduria! Il CP2 è sempre pronto, ragazzi, voglio un mezzo da enduro, perché questo sicuramente secondo me è il connubio perfetto tra anche il poter viaggiare ma il divertirsi con tranquillità. Oh, anche la quarta si è mantenuta per un po'. Oh, saltiamo! Comunque si vede che è una moto pronta a darti tutto e subito, ti dà tante soddisfazioni. E poi ragazzi è quello il bello, il fatto che è multiuso. Vediamo in terza qua. No, il 21 mi richiede il corpo dritto e la moto giù. A uscire con il corpo non mi dà per nulla sicurezza. Voglio buttare la gamba fuori, io dritto e la moto giù. Mi sento più sicuro qualsiasi cosa. So che è anche sbagliato con queste moto di alta cilindrata, perché nel momento in cui scivola non hai la specialistica e se ti finisce la caviglia sotto son Comunque ragazzi, il Tenere già mi aveva stupito la prima volta che l'avevo provato. Poi ho provato l'Africa. Allora, il confronto con l'Africa Twin relativamente li posso mettere a confronto semplicemente perché sono giapponesi. Io punto anche ad avere un mezzo affidabile, soprattutto se ci devo viaggiare e devo fare tanti chilometri. Quindi penso che andrò di giapponese. Sono veramente molto indeciso se questa o l'Africa Twin. Questa è molto più divertente, però secondo me per i viaggi la sella è un po' scomoda. Però è ultra divertente, ragazzi. Mi sono veramente divertito tanto. È una moto che consiglio a tutti quanti. Sto arrivando, sto parcheggiando. Non l'hai provata ancora? Da tu questa. No, questa no. Divertentissima. Ma non la sua. Si alza, non si abbassa più. Si alza, non si abbassa più. Devi trovare il giusto equilibrio con la seconda. Hai visto la terza? Ce la metto, me la faccio tutta. Ma pure la quarta ho messo, poi vi faccio vedere al video. Ti ho detto, quando mi esce bene metto terza e quarta. Perché poi Sta là davanti, vattene a prendere, vai. se la chiama subito. Sì. La